Amici bellini, il secondo video della giornata per forza, perché dobbiamo fare la vagnetta, dobbiamo parlare un pochino di questi moduli, tutte queste cose belline che sono successe ieri, della paura che mi sono preso, e dobbiamo fare anche i voti perché me l'hanno chiesto e quindi io non mi sottraggo. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, in extremis Gaetano Simonetti, proprio nuovissimo, si sarà iscritto proprio tra la nottata e la mattinata, veramente straordinari, siete bellissimi, aumentate a vista d'occhio, io sono proprio soddisfatto, sono proprio orgoglioso della community che avanza, benvenuti tutti nuovi e bentornati a tutti i vecchi, e poi vecchi, quando mai, siete semplicemente esperti, perché mi conoscete bene, Valerio Fluido da New York, eccetera eccetera. Lasciate il like perché questa è una novità, voi lo sapete, io ho sempre preferito descrivere la prestazione dei giocatori senza dare i voti, ma c'è una nuova collaborazione con il canale, ricorderete Fan Rating, gli amici di Fan Rating con i quali abbiamo fatto delle live insieme, siamo andati noi ospiti, insomma ricorderete Sara, e mi hanno chiesto insomma di fare questa collaborazione, io ne sono onorato, e quindi oltre che a parlare delle prestazioni faremo anche dei voti, io vi dirò un pochino flop, top, darò un accennino di voti in generale in questo video, e poi potrete vedere la pagella completa seguendo il link che trovate in descrizione. C'è il link per la web app dove praticamente voi potete votare, anche voi potete raccogliere dei coin, delle monete, poi potete vincere delle cose, è tutto un esperimento straordinario, una nuova cosa che stiamo facendo insieme, quindi divertiamoci, potete anche dare i voti vostri, perché questa poi è la cosa più bella, no? E sono i tifosi che danno i voti, non solo i giornali, gli opinionisti e gli youtuber, perché poi lasciamo il tempo che troviamo. Senza indugio andiamo a vedere questa lavagnetta un po' con questo ambrabam generale e cerchiamo di tirare le somme, di ricordarci un pochino di quella che è stata questa partita. Ragazzi, purtroppo il sito che ci dà gli XG si occupa della Lega, no? Della Serie A, e quindi non ho trovato il classico XG normale, ho trovato questa qua che però un XG di 2.4 del Napoli non mi trovo tanto, cioè il Napoli ha tirato tantissime volte, insomma non mi convince, via togliamo, perché comunque se andiamo a fare un recap generale, Lozano di testa, la sventagliata di Mertens straordinaria, poi Lozano un po' troppo altruista, dopodiché il tiro di Mertens parato, la paratone, il tiro di Mertens al volo che finisce di poco fuori, Di Lorenzo che tira da fuori alto, Lozano che in contrasto fino all'ultimo, poi Lozano il tiro parato dove avrebbe potuto essere altruista. Questo è solamente il primo tempo, già tantissime occasioni, lì mi cominciava a salire quest'ansia, Casiringo, che noi stiamo facendo la solita partita dove il Napoli costruisce e non segna perché la partita storta capita e la paura. Dopodiché si comincia il secondo tempo e Dem stava per fare un Eurogol, quel tiro al volo di esterno che ha accarezzato l'incrocio dei pali, una cosa incredibile. Dopodiché Insigne ci comincia a provare prima di sinistro su quella deviazione del portiere, ricordate, un po' maldestra, poi Di Lorenzo di testa a metà tra il gol, l'occasione propria e l'assist per Mertens, Insigne che ci riprova a giro parato un po' centrale, ancora un'occasione per Elmas, quella là anche lui parato un pochino saponetta lì il portiere, però insomma così. Dopodiché c'è il palo del Legge, lì la paura assoluta, ma gol sbagliato clamoroso, gol subito, Insigne fa l'Eurogol sull'assist di Politano, una roba spettacolare, proprio quello che serviva. E poi c'è il gol annullato ad Osimhen proprio per centimetri, che indovina anche il pallonetto, una roba straordinaria, un'altra occasione per loro che potevano pareggiare ma si mangia il colpo di testa, e per fortuna poi dopo c'è il ribaltamento di fronte dove Osimhen fa un controllo che veramente non si spiega come riesce a controllare quel pallone, a portarselo avanti, scambia con Insigne che subito gliela ridà,
Osimhen parte e trova uno spazio tra il portiere e il palo per il gol del 2-0, dopodiché ci comincia a provare anche Petagnone un paio di volte, Politano ci prova prima col destro, ma poi quando riesce a caricare il sinistro è 3-0 e siamo tutti contenti, non contenti, contentissimi, perché quando il Napoli domina, quando il Napoli è dominante, mette il pallone a terra, la squadra avversaria ti aspetta e tu crei tanto, a me fa piacere. Poi ovviamente Spalletti ce lo dice bene, perché la partita non è perfetta ma è quasi perfetta, secondo me, proprio per queste due occasioncine che abbiamo comunque concesso, e lì ragazzi il pericolo c'è stato, però il calcio è questo, e molto spesso diciamo una parata ha fatto il portiere deve fare il suo mestiere, in questo caso il palo ha salvato Meret, perché secondo me, se vogliamo parlare di top, di flop e di qualche voto che adesso daremo, a me dispiace tantissimo, ma dovendolo dire do 5,5 a Meret. Mi dispiace, qualcuno può dire quando sei cattivo, ho capito, però secondo me su quel tiro che è andato poi sul palo Meret era leggermente in ritardo e non credo ci sarebbe arrivato, quindi se vogliamo identificare un flop io lo identifico in Meret. Poi il top se lo devono giocare quei giocatori là davanti che sono Insigne, sono Osimhen e anche Politano, perché l'ingresso di Politano per me ha spaccato la partita. Ma andiamo a parlare un pochino tatticamente di come si è svolta questa gara. Il Napoli parte ovviamente con il 4-3-3, con Di Lorenzo, Manolas, K2, Juan Jesus, che finalmente abbiamo visto da inizio partita, insomma, giostrare su quella fascia. Un inizio un pochino timido, poi dopo si è messo lì, insomma, ha aiutato la squadra, non ha corso gravi pericoli, gli hanno dato una ammonizione che non c'era, gli hanno chiamato un fallo che in realtà non era nemmeno fallo, quindi per me Juan Jesus partita positiva. Poi i voti nello specifico li vedrete sulla web app di Fan Rating, perché non voglio dare i numeri sul canale, però ci divertiremo. Per me tutti positivi senza dubbio, nello specifico di Lorenzo, quando poi non soffri nemmeno tantissimo e devi dare quel di più, e quel di più magari avresti potuto darlo con una partita di riposo. È un'idea che ho io, cioè magari Di Lorenzo riposava una partita, un paio di partite fa, e quel colpo di testa invece di metterlo a metà o lo metteva in porta o lo metteva, quella questione di lucidità, no? Che ti può mancare, e non è colpa sua perché siamo umani, sono tutti umani, e Di Lorenzo sta facendo il disumano là davanti. Manolas anche abbastanza concentrato alla fine su quella stirata, che anche generosa, dove mette il pallone in fallo laterale, si infortuna e purtroppo dobbiamo rivedere Rachmani inamovibile da quella parte contro la Roma. K2 si comporta molto bene e la difesa è bella che è sistemata, dopodiché difesa che poi diventerà 3, ma lo vedremo. Anghissà, forse non la partita più straordinaria di Anghissà. Tra Anghissà e Fabian avrebbero potuto riposare entrambi probabilmente, perché gli sforzi sono immani, però Anghissà io dico un 6, perché l'ho sentito richiamato molto spesso da Spalletti, vai dentro, perché si doveva portare dei centrocampisti appresso e lasciare un po' di spazio per Di Lorenzo, che poteva poi sovrapporsi con Lozano e creare più scompiglio da quella parte. Io nella reaction ve l'ho detto, lì magari con un Politano, visto che Di Lorenzo era quello che doveva spingere di più rispetto a un Juan Jesus che non ha le caratteristiche, la situazione generale media poteva essere questa, con uno slittamento generale, e qui se ci fosse stato un Politano che rientra piuttosto che un Lozano che si allarga, Di Lorenzo avrebbe avuto forse anche più spazio, ma comunque siamo stati pericolosi anche con Lozano, che nel primo tempo le ha create le occasioni, è andato vicino al gol anche lui, quindi bene. Demme mi è piaciuto molto, il ritorno di Demme in campo, comunque pendolino, comunque di grande sacrificio e ovunque molto dinamico, ce lo siamo ricordati perché ci piaceva Demme, molto dinamico, e sfiora un gol che veramente avrebbe fatto cadere il Maradona, proprio con tutti i tifosi, quanti tifosi, pochissimi tifosi, che stiamo parlando. Comunque, Elmas per me molto positivo, se volete un numero per me Elmas è 6,5, perché oltre ad aiutare tutti, poi a un certo punto ce lo troviamo anche come
quinto ad aiutare, e quando fa un dribbling in più e la perde, la recupera, e in quell'azione lì, poi dopo nel recupero di Elmas, arriverà il terzo gol di Politano. Quindi Elmas molto positivo, Mertens da 7, senza alcun dubbio Mertens da 7, perché era caldo, perché voleva segnare, ci è andato molto vicino, andava a pressare, anche le occasioni poi nascono dal suo pressing sugli avversari, bene da prima punta e bene da sottopunta, bene da trequartista, perché poi adesso vediamo come si sviluppa la situazione. Insomma, peccato gli è mancato solamente il gol. E poi Insigne è tra i top dei top, perché sblocca se stesso e la partita con un gol che non è nel suo repertorio, perché un tiro forte, bello di controbalzo di prima intenzione non è nel suo repertorio classico, ed è proprio straordinario che l'abbia segnato così. Dopodiché dà anche l'assist ad Osimhen, e quindi è veramente una partita importante. Prima magari un po' meno, ma quando poi si sblocca diventa tutto più facile. Andiamo a vedere come si sviluppano poi i cambi, perché Spalletti sostituisce Lozano con Osimhen, quindi spostiamo la situazione qui di Osimhen e vediamo un Mertens e un Insigne quasi entrambi trequartisti. Ovviamente Mertens si allargava un pochino di qua, Insigne si poteva allargare di qua con l'inserimento di Elmas, ma la situazione era più o meno questa ad un certo punto, con sempre Di Lorenzo un po' più avanti rispetto a Juan Jesus, ma entra anche Fabian al posto di Anghissà, e quindi non cambia molto, si giostrano a due Demme e Fabian la mediana, e ci siamo tranquillamente. Dopodiché bisogna fare ancora qualcosa in più. Entra Petagna che si mette un po' più avanti rispetto a Mertens, ma sempre dietro Osimhen, e quindi a un certo punto lo vedremo anche a centrocampo Petagna aiutare. Quando entrerà anche Politano al posto di Manolas, la situazione diventa questa, ed è molto interessante perché si scala ancora con Di Lorenzo qui, e quindi è una difesa a 3 a tutti gli effetti. E quando la difesa a 3, i quinti devono aiutare, e i quinti sono stati Politano che dava una mano qui e arrivava fino in fondo, ed Elmas in questa zona. Dopodiché, quando anche Insigne lascerà il posto a Rrahmani, si ritornerà con una situazione di difesa a 4 molto più logica, perché quella formazione era un po' strana, e rivediamo un Politano sempre qui e un Petagna che dietro Osimhen, ma insomma è una situazione abbastanza logica di 4-3-3, o forse, se vogliamo, un 4-2-4, dove praticamente continuiamo a vedere Elmas in questa zona, Politano era in questa zona qua, e le due punte che si alternano, 4-2-3-1, 4-2-4, stiamo lì, dipende dalle caratteristiche di chi deve accompagnare Osimhen, perché Osimhen è veramente imprescindibile, un giocatore che veramente in questo momento qualsiasi cosa tocca diventa oro. Nel momento in cui entra Osimhen, già il primo calcio d'angolo con lui all'interno dell'area è diventato più pericoloso, ne abbiamo battuti un'infinità e non sembravamo mai pericolosi. Entra il ragazzo, cresce la paura degli avversari, sembriamo tutti più convinti. Sembriamo tutti più convinti di poterla sbloccare da un momento all'altro, e quindi dobbiamo, non lo so, dobbiamo centellinarlo, dobbiamo cercare di utilizzarlo al meglio, però senza farlo poi spompare. Spalletti ha detto che insomma certi ragazzi recuperano meglio, e speriamo bene. Nel frattempo noi dobbiamo già poi proiettarci verso la partita di Roma. Un accennino sulla questione della Roma: io ancora non ho visto le immagini del 6-1, ho visto un pochino il tabellino, ho visto che la Roma ha cambiato molti uomini, ma ho sentito le parole di Mourinho, parole molto gravi nei confronti dei propri calciatori. Ha detto: noi questa gente, i ragazzi, insomma, è colpa mia che li ho messi perché sono più scarsi dei titolari. Insomma, delle dichiarazioni molto forti che non condivido, perché mi sta piacendo molto invece come Spalletti sta gestendo la rosa e come sta valutando e valorizzando i giocatori, li porta avanti con un discorso di fiducia,
poi ci dice e dice loro dove possono migliorare, lo stiamo vedendo giorno per giorno, Osimhen come sta migliorando, come sta aggiungendo delle cose, quindi questo è il modo in cui io voglio che il mio mister tratti i miei giocatori, e i giocatori sembrano rispondere alla grande perché hanno dimostrato di tenerci a questa partita e non di snobbare l'Europa League, che è importante. Ovviamente la paura ce la siamo presa da tifosi e ci sta, perché la siringa era dietro l'angolo, il discorso dell'Europa League si è tutto rimandato alle prossime partite perché abbiamo concluso il girone d'andata e adesso dobbiamo fare il nostro dovere vincendo le altre o perlomeno vincere ancora con il Legia, vincere con lo Spartak e poi vedere di giocarsela con il Leicester. Magari se mandiamo avanti un discorso di gol fatti e di differenza reti potremmo anche giocarci un pareggio con il Leicester, ma sono tutti discorsi troppo prematuri da fare. Flop abbiamo detto, Meret, mi dispiace, ne devo dire uno. Top dico Insigne per l'importanza di quel gol per se stesso e per la squadra, perché poi ci sblocca proprio psicologicamente, ma anche Osimhen va menzionato e anche Politano va menzionato sicuramente. Il resto dei voti li vedrete dove sapete già da New York. Valerio Fluido è tutto e domani sarà già pre-partita della Roma, madonna mia, un macello. Mi raccomando, non perdetevi niente di tutti i contenuti perché si paria e io mi diverto tantissimo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.